Abbiamo il piacere di avere questa sera con noi Sua Eccellenza Viktor Elbling, ambasciatore di Germania. Grazie Federica, buonasera a tutti e benvenuti a questa serata dove abbiamo il piacere di avere come gradito ospite Sua Eccellenza l'ambasciatore della Repubblica Federale di Germania Viktor Elbling, accompagnato dalla consorte che abbiamo visto essere anche lei una diplomatica, la dottoressa Nuria Sanz, è stata già direttrice dell'UNESCO in Messico e attualmente è Special Advisor presso la FAO, Nazioni Unite. Il dottor Elbling nasce a Karachi, in Pakistan, figlio d'arte, perché il padre era anch'esso un diplomatico, ma la madre, come forse avrete notato dal suo perfetto italiano, è un'italiana, quindi diciamo che questo ci avvicina molto all'ambasciatore. Ha iniziato la scuola elementare a Forlì, ha proseguito gli studi nella scuola germanica di Milano, poi studi universitari di giurisprudenza all'Università di Bonn, dove ha superato il primo esame di Stato e il secondo esame di Stato nel 87, completando poi i suoi studi universitari con norme delle scienze politiche, romanistica e pratica forense. Ha eseguito un periodo di formazione presso l'Istituto Diplomatico e nel 1989 è entrato al Ministero Federale degli Affari Esteri. Dal 90 al 93 il suo primo incarico all'estero a Seul, Corea del Sud, come responsabile per gli affari politici. Dal 93 fino al 99 incarichi presso il Ministero Federale degli Affari Esteri, assistente personale del Ministro e poi vice capo gabinetto del Ministro. Dal 99 al 2003 ambasciata tedesca a Madrid, capo divisione affari economici. Dal 2003 al 2014 ancora al Ministero, dove ha ricoperto incarichi particolarmente importanti, quindi capo della divisione per la politica economica e finanziaria internazionale, incaricato per la globalizzazione, la politica energetica e climatica e poi direttore generale per l'economia e lo sviluppo sostenibile. Dal 2010 al 2014 ancora al Ministero, direttore generale per l'economia e lo sviluppo sostenibile, dal 2014 al 2018 ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Messico. Da settembre 2018 è ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia. Benvenuto, grazie di essere qui questa sera, è un grande piacere per noi ed in parte questo piacere lo dobbiamo a Paola Nardini, nostra socia e console onorario di Germania a Venezia, a cui io cederei la parola per un saluto e un ringraziamento. Grazie Paola. Grazie Presidente, mi accodo al saluto di benvenuto e quindi sarò veramente sintetica. Ambasciatore Elbling, grazie di essere qui tra noi, un grazie da veneziana, da rotariana e da console onorario di Germania. Devo però dire, ma lei lo sa perché oggi gliel'ho già detto, che la sua presenza, se a lei va un grazie, richiede un doppio grazie alla dottoressa Sanz, perché voi dovete sapere che quando venne lanciato il sasso per questa serata, ed era più o meno primavera dell'anno scorso, io ero decisamente scettica conoscendo gli impegni dell'ambasciatore. Vedendo con quale entusiasmo la dottoressa Sanz accolse l'idea, pensai, wir schaffen das, ce la faremo. E così è successo. Ma c'è un'altra signora artefice di questa serata che io vorrei menzionare anche se non è con noi ed è una dirigente dell'ambasciata di Germania, la signora Keppeler. Bene, noi 3 donne abbiamo organizzato la cosa e devo dire che anche per l'ambasciatore di Germania sarebbe stato abbastanza difficile affrontarci con un no, è vero. Quindi io mi taccio e con grande onore e grande piacere le cedo il microfono. Grazie.
Caro signor Presidente, grazie per l'accoglienza da parte di Nuria, da parte mia. Cara Paola Nardini, sì, siamo qui per l'invito, per la cooperazione tra tre donne forti. Lì chiaramente è difficile, no? Difendersi e dire non ci vado, ma non è vero, in realtà sono venuto con moltissimo piacere, davvero un onore essere qui, ed è anche parte di diciamo, uno sforzo che stiamo facendo in Italia in genere, insieme agli amici italiani, per portare un po' avanti l'idea della cooperazione tra Italia e Germania e della cooperazione più in là europea. Ce n'è bisogno di fare questo? Sì, ce n'è bisogno, no? È un momento dove credo che l'impegno di noi tutti è essenziale e noi stiamo cercando di farlo, soprattutto portando avanti il dialogo. Allora vorrei dire che anche stasera gradirei molto, se sono d'accordo, cercare di parlare non tanto a lungo, di non fare insomma una lectio magistralis di un'ora, ma piuttosto di parlare forse, non so, 20 minuti se posso, se la faccio a mantenermi più o meno dentro questi limiti, e poi avere la possibilità di un dialogo davvero con voi, con loro, no? Dialogo per me vuol dire che possono veramente anche dire le cose che magari pensano che, non lo so, è un po' complicato dire, no? Quello che forse uno pensa, c'è l'ambasciatore di Germania, dobbiamo essere particolarmente gentili, no? Con lui. Per piacere, se c'è qualche cosa che vogliono parlare, noi non abbiamo tabù in questo senso, ci piacerebbe anzi parlare di tutte le cose che sono interessanti per loro e per voi. Allora, intanto voglio davvero fare i complimenti al lavoro del club Rotary, ne parliamo spesso con la dottoressa Nardini, il lavoro che fanno internazionalmente dal punto di vista sociale, anche in Italia ho avuto l'occasione di conoscere anche altri club, e questo è uno dei più anziani. Ho imparato che l'anno prossimo fate 100 anni, allora complimenti, è davvero qualcosa di molto particolare. Voglio magari nella mia piccola presentazione toccare i 3 punti che sono inseriti nel titolo di questa presentazione: la Germania, l'Italia e l'Europa. Banale, no? Ma forse cerco di parlarne in un modo che apre la porta che noi cerchiamo, diciamo, di mantenere appunto aperta, o di aprirla se necessario. Dico subito il risultato. Io sono di quelli che sono ottimisti verso il futuro di questa Europa, tanto vituperata, con tutte le debolezze delle quali si parla tanto, ma si parla molto poco della forza che ha questa Europa, e ne ha tante, e dopo ne voglio dire parole anche su questo. E credo molto alla cooperazione tra la Germania e l'Italia. Essendoci anche un collega francese, voglio dirlo anche apertamente, credo molto al triangolo tra l'Italia, la Germania e la Francia, perché questo è stato il triangolo che ha creato l'Europa dopo la guerra, che è stato il motore dell'Europa, e quello che noi, anch'io personalmente, desidererei molto di più per il futuro, è avere di nuovo un'Italia attiva, proattiva, che porti avanti i suoi interessi in Europa. Non è necessario che si porti avanti gli interessi tedeschi, diciamo, no? Ma gli interessi suoi dell'Italia, ma che sia attiva, visibile in Europa. Credo che ne abbiamo molto bisogno. Senza l'Italia non si costruirà questa Europa di cui abbiamo bisogno. Per cui questo è quello che porterò, diciamo, alla fine. Sono molto convinto di questo. Vorrei cominciare a dire che abbiamo tante cose in comune tra l'Italia e la Germania. Forse a Venezia questo è più, diciamo, più presente che in altri luoghi. In altri luoghi d'Italia a volte è come un po' una sorpresa, no? Per le persone, quando si dice che l'Italia e la Germania sono i 2 poli industriali più importanti dell'Europa, tanto per iniziare, no? Sono veramente, abbiamo come sanno, no? Un commercio tra noi due molto forte, 120 miliardi, enorme. In ogni macchina tedesca, in ogni automobile tedesca c'è almeno il 20%, spesso di più, di parti italiane. L'integrazione è profondissima, è molto molto forte. Per cui questa è la ragione che quando la Germania non sta così bene, anche l'Italia non sta così bene, e al contrario anche. Allora, questa è una cosa molto importante che spesso si dimentica, no?
abbiamo anche altre cose in comune, siamo due società basate sul consenso. Questo ha a che fare con la nostra storia, che di nuovo abbiamo in comune. Abbiamo una storia molto lunga in comune, che va indietro fino a Carlo Magno, ma abbiamo ancora una storia recente, non sempre facile, ma il risultato della Seconda Guerra Mondiale è stato due società dove non si voleva, no, nelle Costituzioni avere un potere centrale fortissimo, si voleva una società dove si ricerchino i consensi, delle volte con grande difficoltà, con tanti passi. Io direi che in qualche senso siamo un po' lo specchio anche dell'Europa, no? Alle volte quando ci lamentiamo dell'Europa che ci mette tanto a trovare consensi, a prendere decisioni, no? Che siamo lenti in questo, credo che le nostre due società hanno anche qualche cosa di questo. Lo posso dire chiaramente per la Germania, a volte io sorrido, no? quando leggo anche nei giornali, così, quando si parla della Germania si dice grandissimo, no? Exploit strategico, no? Del governo tedesco che porta avanti i suoi interessi con una visione. Sarebbe bello se fosse così, in realtà anche noi non siamo un paese che ha nella strategia la sua grande forza, perché chi conosce bene la Germania lo sa. Siamo un paese che è abbastanza frammentato per le ragioni storiche di cui parlavo prima nel decision making, no? Ci sono checks and balances dappertutto, no? Tra le due parti del Parlamento, tra la federazione, i Länder, no? e i comuni. Non abbiamo praticamente mai avuto un governo con un partito solo, sempre stati governi di coalizione, con una sola eccezione all'inizio degli anni 50. Allora c'è una profonda prassi di cercare consensi. Siamo veloci? No, non siamo veloci. Abbiamo una visione lunghissima? No. Anche lì abbiamo una visione di 4 anni, che vuol dire che già non è male, voglio dire, no? Almeno per la legislazione, diciamo, di 4 anni più o meno, la legislatura tiene e resta, ma anche noi abbiamo le nostre difficoltà. Lo dico perché mi rendo conto che nella discussione tra Italia e Germania ci sono anche tanti stereotipi, no? Tanti stereotipi che hanno a che fare col conoscersi molto meno di quello che forse si pensa. Questo anche per noi è un po' una sorpresa in Germania, perché anche noi, a dire la verità, crediamo di conoscere l'Italia molto meglio di quello che si conosce. Ci sono stereotipi da ambedue le parti. Uno si può chiedere come è successo questo, no? Perché oggi in Europa siamo arrivati a un punto dove la lontananza da quello che è l'Europa, da quello che è il resto dell'Europa, è così profonda, no? Perché se ci ricordiamo quello che si è costruito, come si è detto prima nella presentazione, dopo la guerra, dopo le terribili esperienze che si sono fatte, ritrovarsi oggi in una situazione che si parla dell'Europa dicendo in Europa dicono, in Europa vogliono, come se non facessimo parte dell'Europa, no? Non facciamo tutti parte dell'Europa, l'Europa siamo noi che facciamo l'Europa. E se l'Europa ha le sue debolezze è perché noi l'abbiamo costruita così, non l'abbiamo voluta così. Noi non abbiamo voluto avere una politica fiscale comune, noi abbiamo detto no, la politica fiscale ce la teniamo noi, l'euro va bene per tutti quelli della zona euro, ma non vogliamo una politica fiscale, deve essere, la sovranità nazionale deve restare. Allora, gli unici responsabili della situazione, delle debolezze che ci sono, siamo tutti noi con le nostre decisioni che abbiamo preso. E questo vale per, credo, la Germania, vale per l'Italia, vale per la Francia, per tutti. Cioè, non siamo ancora riusciti a fare questo salto, credo, importantissimo. La visione che si ha della Germania a volte in Italia, appunto, come dicevo prima, mi fa un po' sorridere. Abbiamo fatto anche delle inchieste su questo. Molta gente dice la Germania è questo paese strapotente al centro dell'Europa, no? un egemone anche egoista, no? che fa le regole per l'Europa, obbliga l'Europa al resto dell'Europa di accettare queste regole, poi magari quando gli fa comodo cambia anche le regole perché non gli fa comodo la Germania. Allora io direi nessuno è perfetto, chiaramente, e se si guarda così agli ultimi 20 anni sicuramente ci sono alcune decisioni che oggi forse non si prenderebbero più come si sono prese, no? Anche lì si commettono errori come dappertutto, no? anche errori politici, ma c'è una cosa sulla quale credo voi tutti e anche il resto d'Europa può davvero
confidare, può essere sicura. Non ci sarà mai un governo tedesco per il quale l'integrazione europea non sia la prima ragione di Stato e la ragione di Stato centrale. Perché? Perché basta guardare alla storia, basta guardare alla geografia e come siamo messi in Europa. Ogni governo tedesco e con la copertura direi della popolazione al 80-85% della popolazione metterà questo al centro della sua politica. La visione verso l'Italia, anche quella, devo dire, dalla Germania, è anche quella marcata della mancanza di conoscenza, anche se i tedeschi viaggiano tantissimo in Italia, conoscono, amano l'Italia, l'Italia è sempre il paese preferito dei tedeschi senza alcun dubbio, ma anche lì la conoscenza si è persa un po'. Quando vedo che i corrispondenti tedeschi scrivono sull'Italia, da Roma per esempio, molto spesso si scrive sulle debolezze del paese, il debito, i problemi che ci sono, il sistema giudiziario, tutto quello, i temi strutturali che insomma tutti conoscono in Italia, di cui tutti parlano, sicuramente anche con qualche ragione, ma ci sono anche tanti punti di forza dell'Italia. Questa è una cosa molto importante, credo, e se ne parla molto poco, il tema della ricchezza degli italiani, di una stabilità delle istituzioni, che esiste, anche se si vota più spesso che da noi, ma se vediamo molte istituzioni che sono molto forti, ci sono tante ragioni per le quali l'Italia è in piedi, anche se ci sono tanti temi da risolvere come tutti, ma ripeto anche noi li abbiamo, se si crede che da noi tutte le cose vanno molto bene, provino a leggere la storia sull'aeroporto di Berlino che stiamo costruendo con 9 anni di ritardo e con i costi raddoppiati. Cioè, voglio dire, molti dei temi che ci sono li abbiamo anche noi, Il tema dell'infrastruttura è un tema che anche noi dobbiamo affrontare. Allora, credo conoscersi meglio è essenziale, credo che dobbiamo ricostruire reti che si sono un po' perse negli ultimi anni, noi cerchiamo di farlo anche a livello comunale, cerchiamo di ripristinare reti e contatti tra comuni, tra regioni, che prima si facevano un po', come devo dire, erano più formali, riempirli di una realtà, di uno scambio vero, cioè che persone vadano a conoscere le altre persone. Tutti quelli che si sono incontrati hanno una visione positiva dell'Italia, una visione positiva della Germania. Quelli che non ce l'hanno è perché non conoscono, è davvero così. Allora, un tema essenziale è la lingua. Allora, imparare la lingua o le lingue è molto importante. Io non mi sento mai di missionare, nel senso imparate il tedesco. Il tedesco è una lingua, sì, che è utile anche, ma io credo che per i giovani d'Europa nel futuro ci vorranno almeno 3 lingue che bisogna parlare, la propria, l'inglese, un'altra lingua. Più se ne parlano e meglio è, a dire la verità. Una parte della conoscenza passa attraverso le lingue. Dobbiamo impegnarci anche in quello, secondo me. Vorrei parlare di un problema che credo che abbiamo in tanti, ma anche in Germania, l'hanno visto in questi giorni, questo terribile attentato che abbiamo appena vissuto a Hanau, con 9 morti, più l'attentatore stesso, sua madre, poi dopo alla fine. Questo dimostra che anche sul tema dei valori, sul tema dell'essere svegli contro la xenofobia, contro il razzismo, è qualcosa che è un tema che dobbiamo anche nella nuova generazione continuare a trattare. Dobbiamo probabilmente costruire gli anticorpi contro l'antisemitismo, contro il razzismo, contro la xenofobia in ogni generazione, anche noi. A dire la verità, molti di noi credevamo che in Germania, dopo quello che abbiamo vissuto, l'olocausto perpetrato, che abbiamo tutti gli anticorpi per sempre. Non è così. Dobbiamo essere molto svegli e forse in passato non siamo stati svegli abbastanza. Allora, come si vede, anche lì abbiamo temi a cui avvicinarsi molto. Vorrei dire qualche parola sul tema europeo, forse questo è il tema centrale di cui voglio parlare. Abbiamo una situazione. Prima di entrare nel ricevimento, abbiamo parlato anche in parte, una situazione in un certo senso nuova.
la posizione dell'Italia, della Germania, dell'Europa nel mondo forse è cambiata, no? Abbiamo una situazione dove dall'altra parte dell'Atlantico il nostro alleato maggiore, no, dice che in principio preferisce un'Europa un po' più debole, no? Gli piace dire che qualcuno, no, dopo il Brexit, no, che si preferisce un'Inghilterra fuori anziché dentro, no? Cose che forse prima non si sarebbe detto così, no? Abbiamo delle nazioni, Russia, Turchia, che nel diritto internazionale, insomma, stanno trattando il diritto internazionale in modo che noi diremmo non è adeguato, no? Che non è giusto. Anche questa è una novità che prima non abbiamo conosciuto. Abbiamo la Cina che è un sistema, come tutti sappiamo, autoritario, a dire il meno, sta andando verso una situazione di più autoritarismo ancora. Allora dobbiamo chiederci un po' in questa situazione chi siamo noi europei, qual è la nostra chance, o abbiamo una possibilità o siamo semplicemente ancien régime, no? Siamo passati, no? Il passato culturale del mondo. Allora io sono convinto che invece abbiamo ancora delle grandi possibilità, no? Perché? Qual è la specialità dell'Europa? Prima di tutto credo che abbiamo in Europa il miglior tenore di vita di tutto il mondo, tanto per iniziare. Nessuno vive così bene come in Europa. Se si prende il tema dell'equilibrio sociale, che è tanto caro al Rotary, no? Se si prende il tema della sanità, abbiamo veramente un occhio anche per quelli che non sono i più ricchi, diciamo, delle nostre società, con differenze, non è perfetto assolutamente, ma devo dire questo ce l'abbiamo. Abbiamo dei valori che sono intrinseci nelle nostre società, sono valori che hanno a che fare con la tutela del cittadino, dei cittadini. E credo che lo vivremo nei prossimi anni in modo molto forte quando si parla della digitalizzazione, perché la situazione che abbiamo adesso, dove alcune ditte, soprattutto transatlantiche, ma più anche cinesi, quando parliamo di intelligenza artificiale, quando parliamo dello sviluppo della digitalizzazione nel supercomputing, eccetera, da parte del transatlantico, cioè negli Stati Uniti, si ha un'idea di come massimizzare, no, il guadagno, il profitto, no? E non si guarda tanto ai diritti delle singole persone. I dati sono diventati oro, come tutti sappiamo, valgono denaro e si prendono e si usano spesso senza chiedere tanto il permesso. In Cina vediamo che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale si usa per creare sistemi di controllo molto forti per i cittadini. Credo che noi non siamo interessati a nessuno di questi due modelli, noi siamo interessati a un modello dove i valori che abbiamo vengano rispettati, il valore della privacy, no? Il valore che uno possa decidere sui suoi dati, e di fatto credo che abbiamo già una situazione dove le grandi ditte dall'altra parte dell'Atlantico sono molto preoccupate dall'idea che la nuova Commissione ha portato sulla regolamentazione del digitale. Questo verrà sicuramente, le prime leggi ci sono già, come sanno, leggi sulla privacy in Europa, la California l'ha copiata, anche in America succede, credo che abbiamo grandi possibilità in questo campo. Poi abbiamo tutto il tema del Green New Deal, no? Il Green Deal, il tema del medio ambiente. Anche qui credo che in Europa abbiamo un'altra situazione che nel resto del mondo. Abbiamo una possibilità, credo, di portare avanti le tecnologie del futuro in questo senso in Europa. Se siamo ambiziosi in come costruiamo le nostre società e come includiamo il medio ambiente, sono convinto che abbiamo la possibilità di creare anche nuove ditte. Non dobbiamo aver paura, no, di essere creativi, di essere innovativi in questo senso. Io penso che le innovazioni del futuro, in quanto al medio ambiente, nasceranno in gran parte in Europa. Per tornare alla digitalizzazione,
Noi abbiamo vissuto la prima fase della digitalizzazione, la fase della creazione della relazione tra l'essere umano e il computer, no? Il personal computer. Questa è la fase che abbiamo vissuto. Ma la seconda fase che è davanti a noi è la fase della relazione tra il mondo, no? del computer delle cose, la digitalizzazione delle cose che comunicano tra di loro. Questo è qualcosa dove in Europa siamo molto forti, siamo tra i primi. Direi che in Germania siamo molto forti, con partecipazioni italiane molto importanti. Il più grande numero di ricercatori stranieri che c'è a proposito in Germania sono italiani, con differenza. Questo mi porta a un altro problema italiano, il tema della migrazione. Stiamo vivendo in questo momento una situazione dove molti giovani, soprattutto italiani, soprattutto del sud, stanno lasciando l'Italia. Molti di loro vanno in Germania, noi non li stiamo attraendo, a dire la verità. Non è come negli anni 50 che si veniva qua a fare il bando, dire venite, no, questo non succede, ma chiaramente in questa Europa moderna i giovani sanno dove vogliono andare, a dire la verità. Abbiamo la libertà di movimento, che è un bene credo molto, molto essenziale. Noi speriamo che sarà un giorno anche una migrazione circolare, no? Che i giovani torneranno anche, che ci saranno magari anche tedeschi che vengono in Italia a fare ricerca, se le condizioni sono tali che i giovani dicono vedo un futuro per me, ci voglio andare. Io ci credo molto alla possibilità di poterlo fare, dobbiamo investirci, però non è una cosa che viene da sola. Allora penso che ci siano grandi possibilità. Dal punto di vista della sicurezza e della difesa comune, credo che qui è un altro punto dove dobbiamo e credo che stiamo cambiando marcia. Pensiamo alla Libia, per esempio, no? Abbiamo avuto la conferenza di Berlino, che chiaramente è un passo intermedio per andare avanti. Non siamo ancora arrivati a avere un alto il fuoco completo, non è perfetta tutta la situazione, a dire la verità nessuno pensava che avremmo trovato una soluzione veloce in un giorno, no? O in 2 giorni. Cosa importante, credo che stia crescendo molto la consapevolezza in Europa che abbiamo bisogno di un approach comune quando si tratta dei temi di difesa. Saremo in grado di farlo tutti i 27 che saremo qua dopo la Brexit? No, credo di no. A dire la verità avremo sempre qualcuno in Europa che magari non vuole partecipare. Però il movimento è molto chiaro, si avrà la cooperazione rafforzata tra quelli che vogliono andare avanti più velocemente. Io spero molto che l'Italia sia parte di questo gruppo, spero molto che la Germania sia parte di questo gruppo. Tutte e 2 cose che vanno discusse anche nei nostri rispettivi paesi, non sempre facilissimo. Questo vale anche per il tema della migrazione in generale, no? Stiamo vedendo che abbiamo idee molto diverse, non solo sullo Stato di diritto, per esempio, ma anche sul tema della migrazione in Europa, no? Allora, come risolverlo? Credo che il movimento è quelli che vogliono lavorare insieme lo fanno in modo più profondo. E qui, se prendo la migrazione, l'Italia e la Germania, se prendo la difesa, lo stesso, siamo davvero dalla stessa parte. Pensandoci bene, ci sono pochi temi dove siamo lontani, nella realtà delle cose. Sul tema delle finanze, forse è uno di quei temi dove c'è una discussione. In Germania abbiamo una tendenza a essere probabilmente esageratamente risparmiatori, un po' come nel nord Italia. Allora quando si guarda l'Italia al tema del debito si dice ma con un debito così grande è complicato muoversi, no? Come si fa a spendere nell'innovazione, nell'istruzione eccetera se si ha un debito così grande? Il movimento che si ha è limitato. Noi dall'altra parte abbiamo la tendenza a spendere troppo poco, questa è la tendenza in Germania, questa è la ragione per la quale anche da noi, se si vedono le scuole, le infrastrutture, non tutto è perfetto. Però credo che quello sia uno dei punti dove magari si discute. In tutte le altre cose che vedo,
le differenze sono minime, incluso nel tema della migrazione, perché se guardano come si è risolto il tema a Malta, per esempio, eravamo al tavolo Francia, Germania, Italia, la presidenza finlandese dell'Unione Europea, e abbiamo trovato un primo accordo che ha funzionato o sta funzionando bene. Quella è la strada, credo, per fare questa cooperazione europea nella migrazione. E ripeto, dopo, so che è un tema sempre ancora un po' algido in tutti i nostri paesi, possiamo anche parlarne un po' più profondamente, approfondire tutto quello che magari le sembra interessante. Forse un ultimo aspetto, se no parlo troppo a lungo, il tema di salvaguardare l'ordine internazionale. Allora, abbiamo una situazione anche qui adesso che è nuova, dove l'ordine post bellico basato su delle regole, se prendiamo per esempio l'organizzazione del commercio, è messo in questione e in dubbio. È messo in questione soprattutto da quelli che credono di avere tanta forza, di non aver bisogno di sottomettersi a regole, che gli conviene piuttosto invece negoziare con meno regole a causa del peso specifico che hanno. Noi pensiamo che è una strada sbagliata. Alla fine, per evitare conflitti che possono portare anche a guerre, abbiamo bisogno di regole comuni. Ci hanno servito bene con tutti i problemi che ci possono essere stati dopo la guerra fino ad oggi. Penso che abbiamo bisogno ancora di queste regole. L'Unione Europea credo che sia il centro del mondo per la creazione di regole anche. E noi continueremo a lavorare perché queste regole, il lavoro delle Nazioni Unite, dove lavora tra l'altro Nuria, no? Il lavoro delle Nazioni Unite venga preservato. Abbiamo bisogno di questo lavoro. Se avessimo di nuovo una guerra, nessuno se l'aspetta, una delle prime cose che faremo è fondare di nuovo delle Nazioni Unite che dovrebbero con le loro istituzioni, no, evitare che di nuovo succeda una guerra, no? Come è successo dopo la Prima Guerra Mondiale, come è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Allora, delle volte uno ha l'impressione che ci mettiamo troppo a imparare le lezioni anche, no, della storia. Questo vale per tutti. Allora, per concludere, almeno questo primo round, e non mantenerli così troppo allontanati anche dalla cena, perché sta durando forse troppo quello che sto dicendo, credo che il nostro interesse è davvero di far valere i nostri interessi europei con molto più forza. Dobbiamo essere ambiziosi, dobbiamo essere in grado, questo lo dico un po' verso noi tedeschi che abbiamo difficoltà con il tema militare, questo ha a che fare con la storia ovviamente. Siamo diventati un popolo di pacifisti, mandare soldati in qualche posto, qualche cosa che ogni volta finisce davanti alla Corte Costituzionale, perché c'è sempre qualcuno che dice non si può fare. Allora dobbiamo superare, credo, questo trauma che abbiamo, unirci in Europa e far valere i nostri interessi, soprattutto intorno all'Europa, chiaramente, no? In Siria, no? in Libia, Nord Africa, anche più profondamente andare alle radici della migrazione, tutte cose. Credo non tutto bisogna farlo naturalmente militarmente, forse il minimo bisogna farlo militarmente, ma essere in grado, no, di esercitare diciamo anche pressione se necessario. Credo che questo è importante. Come diceva qualcuno, se il soft power non ha un pugno dentro resta un guanto vuoto, ed è un po' così, no? Dobbiamo avere almeno la possibilità di farlo. Qui nelle nostre teste, anche in quelle tedesche, credo che abbiamo bisogno di un certo sviluppo. E finisco dicendo che sono davvero convinto che una delle importanti chiavi per questi risultati a cui vogliamo arrivare è la cooperazione tra l'Italia e la Germania. Credo che l'Italia molto spesso nella sua visione di se stessa si rende troppo piccola, si rende come l'oggetto di quello che succede. Invece abbiamo bisogno di un'Italia che sia il soggetto, no? che sia parte della soluzione, che non si veda come dalla parte dove riceve solo, no? Deve davvero essere attiva. Questo porta con anche molte responsabilità per noi tutti, dobbiamo abituarci tutti a queste responsabilità, anche noi,
molto di più, ma non c'è un'altra strada. Se prendiamo questa strada sono convinto che abbiamo un buon futuro. Io sono ottimista in generale, ma in questo davvero ho l'impressione che stiamo andando nella direzione giusta. Grazie per l'attenzione e sono veramente a disposizione. Prego. Grazie davvero Eccellenza, io credo che sia una fortuna avere a disposizione un ospite così competente ma anche così affabile e disponibile, quindi come ci ha invitato a fare direi che potremmo già partire con le prime domande, poi interromperemo in modo religioso per la cena e poi chiederemo ancora la sua disponibilità magari dopo il dessert per qualche altra domanda. C'è qualcuno che ha qualche quesito da porre all'ambasciatore? Dipende dal quesito. Se il quesito è, data la tua competenza, il quesito è sicuramente pertinente. Se è sintetico è ancora meglio. Prego. Anche perché avrei fretta. Signor ambasciatore, io non posso che esprimere il più vivo apprezzamento e comprensione per quanto lei ha detto, soprattutto questo insistere sul fatto dell'integrazione. Noi intanto potremmo contare qualcosa sullo scacchiere mondiale in quanto siamo uniti, altrimenti non contiamo niente in questo mondo. Il sovranismo e i sovranisti non porterebbero, se vincessero, ad avere maggior potere, ma avere minore potere, perché i singoli stati non possono competere in un mondo così ormai accentrato in grandi potenze. Questo mi solletica a porle una domanda, signor ambasciatore, non so se potrà rispondere, ed è questa: lei ricorderà benissimo il volume di George Orwell, 1984, in cui si preconizzavano due aspetti della società, uno di un controllo totale da parte di Grande Fratello sull'azione, sui discorsi, perfino sui pensieri di ciascuno di noi, e si pensava a questi televisori messi in ogni stanza. Questo non è avvenuto a distanza degli anni, ma col telefonino che abbiamo in tasca ci controllano tutti. E speriamo che sia un controllo democratico, evidentemente. E vediamo il secondo aspetto di Orwell. Un mondo, una situazione geopolitica in cui dominavano tre potenze: Oceania, Eurasia e Sud-Est asiatico. Sembrava un discorso futuribile e invece vediamo con la politica di Trump del Brexit, il potere assunto negli ultimi anni enorme della Cina, si sta quasi creando. E allora veniamo alla nostra Europa, che è quella che a noi ci interessa. Premesso che deve unirsi, perché altrimenti da solo non potrebbe niente. Ecco. Conterebbe anche unita in un scacchiere che ha queste grandi potenze, o non bisognerà prima o poi guardare anche alla Russia con la sua dimensione, il suo peso? Evidentemente noi speriamo che il baricentro sia verso occidente, però vorrei sentire il suo parere. Devo dire che io preferirei avere come capitale Berlino anziché Mosca. Grazie signor Presidente. Grazie a te Giancarlo. Grazie. Allora sì, alcuni degli aspetti di quello che viviamo oggi, uno potrebbe dire che ricordano 1984 di Orwell, ma credo che quello che è successo è che come spesso nella storia dell'umanità, quando c'è uno sviluppo tecnologico veloce o nuovo, le società hanno bisogno di un tempo per adattarsi e per rispondere. Forse abbiamo vissuto un tempo un po' di un Wild West tecnologico, dove delle ditte, un po' come le ditte petrolifere alla fine del XIX secolo, avevano un campo di azione praticamente illimitato, finché è venuto il trust americano in questo caso, allora ha messo regole che credo hanno anche regolamentato in modo decente il mercato in questo senso. Credo che lo stesso succederà anche con il mondo digitale. I vari Facebook, Microsoft e tutti gli altri non avranno in futuro più quella libertà assoluta della quale hanno goduto negli ultimi anni, e credo che sia giusto così, perché anche noi abbiamo i nostri diritti ed è giusto che li difendiamo. Dal punto di vista geostrategico,
ma non so chi sarebbe l'Oceania di oggi o il sud-est così, di oggi. Abbiamo sicuramente un ravvivarsi dell'idea della competizione tra potenze, no? Che di per sé, a dire la verità, non ha mai portato cose molto positive nella storia dell'umanità, perché tra la competizione, il conflitto, il passo è abbastanza corto, e non lo so se sia così una cosa che vogliamo. Per quello dicevo prima che dobbiamo cercare di rafforzare la legge comune, il diritto internazionale, no? Le regole che funzionino per tutti, che siano giuste per tutti, le istituzioni internazionali, no? Non è la situazione che abbiamo adesso. Alcuni pensano che forse è arrivato il momento di sfruttare la propria forza che si ha. Allora vediamo un po' gli attori, no? Lo voglio dire in tutta così apertura, non voglio essere neanche troppo diplomatico, che sennò è anche noioso quello che discutiamo, no? Allora, se guardiamo, diciamo, ad ovest, no? Gli Stati Uniti sono la prima potenza economica del mondo, militare del mondo, lì abbiamo un player di grande potenza che resterà lì anche per il futuro. Io credo che la politica di questa amministrazione, che bisogna anche però ricordarsi, non è una politica inventata dal signor Trump né da questa amministrazione. Noi abbiamo forse oggi più visibile l'idea di congiungere il tema geostrategico con gli interessi commerciali. Un po' c'è sempre stato, diciamo, no? E forse adesso si dice più apertamente in qualche modo. Il grande pericolo che io vedo è che una delle grandi forze degli Stati Uniti è sempre stato, oltre il tema militare, il tema economico, commerciale, è stato la legittimità dell'azione. Cioè, credo che gli Stati Uniti con buone ragioni potevano dire sì, facciamo i nostri interessi, però stiamo lavorando anche per la libertà nel mondo, per i diritti umani, eccetera. E non direi che sia completamente sbagliato, forse non era l'unico obiettivo, mai, diciamo, siamo anche realisti, ma era sicuramente un elemento. Allora credo che quando ci si ritira dal tema dei diritti, delle regole, eccetera, credo che lì c'è un po' un question mark, un punto interrogativo. Perché? Perché qual è la moneta più importante nella cooperazione, io direi in qualunque cooperazione, anche nel club Rotary di Venezia, no? È avere fiducia nelle altre persone. La fiducia è assolutamente essenziale. Uno non si trova mai, e questa è una cosa che forse il signor Trump nel suo Art of the Deal, no? non sempre, no? Ha così davanti ai suoi occhi, non si trova mai una volta sola tra stati. Tra ditte forse sì, se si compra un'altra azienda, ma tra stati non è così. Tra stati è una lunga cooperazione di anni, bisogna investire nel futuro. Allora quando si viene la prossima volta e si dice adesso però vorremmo fare questo, se non c'è la fiducia costruita, no, in tanti anni diventa molto più complicato. Allora io metterei anche lì un punto interrogativo sulla questione se questo serve. Parentesi, se si guarda tutto il tema dei dazi e i risultati, diciamo, negli Stati Uniti, loro sanno molto bene che il presidente Trump e la sua squadra hanno detto chiaramente che loro vogliono ridurre il deficit, no, degli Stati Uniti, perché si vede il deficit come qualcosa di negativo, no, nel commercio. La realtà è che dopo 4 anni di Trump il deficit è salito. Anche se no, NAFTA in America, anche se tutte queste cose che abbiamo visto con la Cina, la questione dei dazi eccetera, ci sono state, ma non hanno servito veramente a niente, anzi dal punto di vista economico è dannoso quello che si sta facendo per il proprio paese. Detto questo, alcune delle cose che si fa verso la Cina io direi non vanno male, perché i cinesi un po' più di level playing field per noi tutti ce lo devono anche dare, allora che si aprono di più eccetera. Alcuni punti direi ok, sono a posto, però credo che gli Stati Uniti devono stare molto attenti e non indebolirsi loro stessi con questa politica. Forse lo votano loro stesso alla prossima elezione, a Trump gli danno altri 4 anni, può darsi, ma credo che bisogna stare attenti. Se guardiamo dall'altra parte alla Cina, allora io credo che delle volte lì abbiamo una visione un po', come devo dire, molto ottimistica del futuro di questo paese. La Cina ha anche molti problemi, molto, molto grandi. Prima è un paese che ha un debito enorme, cioè questo sviluppo
incredibile, fantastico e devo dire anche positivo, no? Con centinaia di milioni di persone uscite dalla povertà negli ultimi anni, è costato un prezzo. Dove vengono queste finanze, queste possibilità? Molto di questo è finanziato con un debito. La Cina ha il 300% del PIL di debito pubblico, no? Molto importante, solo che è nascosto nelle banche statali e negli enti locali, molto importante. La Cina è un paese che demograficamente è uno di quelli che sta invecchiando più velocemente sul pianeta, perché la politica del figlio unico, eccetera. Grandi problemi. I dirigenti cinesi dicono abbiamo solo 10 anni ancora per crescere velocemente, poi dopo si chiude la finestra. Questa è una delle ragioni perché adesso stanno cercando di fare tante cose, ma è una debolezza molto importante. Il tema medioambientale è un tema molto essenziale. È un paese con grandi differenze dentro. Allora, con tutto questo voglio dire, anche nelle altre parti del mondo non è che si sia inventato, no, il metodo perfetto per trasformare in oro il piombo, no? Non si è fatto neanche in Cina, cose che a volte pensiamo. E a volte crediamo anche che avere questa possibilità di costruire un ospedale in una settimana sia qualcosa di fantastico. Ha anche i suoi lati fantastici, ci leviamo tanto di cappello in una crisi come adesso col coronavirus, che ce la facciano a trattare i malati in modo molto più veloce. Ma a quale prezzo succedono queste cose? A quale prezzo gente da villaggi, da città che vengono smossi e portati in altre città create nuovamente, no? Con quale prezzo si paga questo sviluppo? Allora io anche lì starei un po' attento a dire tutto questo è meraviglioso e ci sarà uno sviluppo lineare così. Allora anche lì tranquillamente devo dire vediamo un po'. Se noi europei ci ricordiamo delle nostre forze e dei nostri valori e liberiamo la creatività che abbiamo sulla base dell'equilibrio sociale che conosciamo, credo che abbiamo grandi possibilità e non dobbiamo nasconderci davanti a nessuno. Grazie.